Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, come di consueto ricordo, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Il tema l'avete capito, è un tema molto interessante che interessa ovviamente tutti i cittadini del Veneto, quelli su rotaie, sul ferro, quelli su strada e anche sulla barca, definiamo, visto che e stiamo parlando un po' di tutto il trasporto che c'è nel nostro territorio, sul nostro territorio. E prima della pubblicità le ho detto, le grandi navi, io vado a Venezia, le vedo sempre meno, sono sparite tutte lì. Stanno facendo i lavori, è stato nominato il presidente dell'autorità di sistema portuale, il dottor Di Blagio, è stato nominato commissario per la crocieristica. Di fatto sapete che con il decreto che è stato fatto nell'estate di 2 anni fa ha portato, perché ormai con il tempo non sono, 2 anni fa di fatto sono stati azzerate la possibilità di passare nel bacino di San Marco delle navi, delle grandi navi, se ne è parlato per tanto tempo e ad un certo punto è arrivato lo stop. Questo ha messo in difficoltà, di fatto adesso ci sono tante navi da crociera che stanno andando a Chioggia e Chioggia è non felice di questa opportunità di più, perché parlavo proprio col presidente dell'autorità di sistema portuale la settimana scorsa, perché gli ho detto ogni volta che arriva una grande nave a Chioggia è una grande festa, è una grande festa e per loro è anche una grande opportunità. Ci sono le banchine, i lavori che stanno andando avanti con il commissario per riportare le grandi navi a Venezia. È ovvio che c'è anche un problema di accessibilità, perché abbiamo il protocollo fanghi che è da tanti anni che ne stiamo parlando e non siamo ancora Ma quindi arrivati a mettere la... ritorneranno le grandi Sì, navi a sì, Venezia? ritorneranno a Marghera. Ah, a Marghera però, Sì, quindi si fermeranno ritorneranno a Marghera. non più C'è il la... tronchetto, insomma, tanto per No, allora capirci. c'è Marghera e c'è la partita della Marittima, dove di fatto si deve valutare, però con il governo di centrosinistra non se ne poteva parlare, non si poteva neanche porre il problema di valutare il ripristino, non lo scavo, ma il ripristino del Vittorio Emanuele per far sì che alcuni tipi di navi possano andare alla Marittima. Sono tutte ovviamente valutazioni in corso, in itinere da fare, però adesso c'è Porto Marghera e di fatto bisogna anche rimettere, anche perché sulla Marittima negli anni sono state investite tante risorse e pensare comunque che le grandi navi possano non arrivare più è un peccato. Sicuramente il decreto che è stato fatto da Draghi per tutto il comparto della crocieristica a Venezia è stato un grosso problema, perché non... Immagino. Senta, avrà sentito ovviamente sotto l'aspetto economico-politico che tramite il PNRR dovrebbero arrivare 200 miliardi, però bisognava presentare dei progetti e sembrerebbe, uso condizionale, che di questi ben metà non potranno essere usati perché non sono stati presentati dei progetti, tra questi uno a Venezia che riguarda la parte sportiva, lo stadio, a Firenze lo stesso, e quindi non avremo la possibilità di spendere. Va bene che sono prestati, qualcuno è anche contento, beh così non dobbiamo restituirli. Ecco, i soldi invece del PNR stanziati per il Veneto, per quanto riguarda il suo mandato, il suo operato, sono stati spesi tutti, si spenderanno tutti oppure trova delle difficoltà anche lei? Allora, tenete presente che sulla viabilità, perché tante volte si dice ma perché con il PNRR non è stata finanziata questa strada piuttosto che l'altra, e nessuna strada, neanche un centimetro di asfalto può essere finanziato con il PNRR. Con il ministro De Micheli, quando si è discusso il PNRR, aveva tentato di mettere dentro come unica opera viaria nel PNRR, facendosi autorizzare dall'Europa, di fatto la riqualificazione della Orte Cesena e la realizzazione della variante alla Romea da Cesena a Mestre come unica infrastruttura stradale, ma l'Europa ha risposto assolutamente no.
Ci sono in Veneto, sappiamo, una parte delle infrastrutture che sono state finanziate è l'alta velocità con il PNRR. Dopo tenete presente che quando si parla di infrastrutture, proprio per i motivi che dicevamo prima, che comunque il tempo di progettazione, autorizzazione eccetera sono molto lunghi, i tempi del PNRR sono molto stretti. Infatti io non mi sono mai stracciata le vesti perché gli investimenti ferroviari venissero finanziati con il PNRR, semplicemente per un motivo, perché si rischia nel momento in cui non si riescano a spendere di rimanere senza le E risorse. quindi verranno spesi tutti? Ma quelli sull'alta velocità sì. No, quelli che, Poi io ho chiesto, quelli che io ho lei ha a fatto sempre... disposizione. Sì, sì. Ok, Per quanto posto. riguarda noi non ci sono problemi. Poi sul PNRR in generale in Italia tanti non verranno spesi, perché una critica che faccio io è che si è badato più al fatto che si dovevano spendere che non al come si spendevano, e quindi adesso qualche problema c'è. Le faccio, sì, sono stati spesi, poi le dico, gliela leggo, guardi, perché per la Smart Mobility, che è quella praticamente che sarà il futuro delle nostre strade, dunque tu potrai andare in strada senza avere l'assillo di guidare perché la macchina andrà da solo. Preferisco tenere le mani sul Tutti volante, abbiamo però va questo, bene. però sono stati spesi, le dico, e dunque a Ponte dell'Alemagna, dunque abbiamo dotato l'Alemagna nella tratta tra Ponte delle Alpi e il passo Cima Banche da una infrastruttura tecnologica che migliorerà in modo sensibile la qualità degli spostamenti del territorio. Questa è la prima strada in Italia a essere stata attrezzata con tecnologie avanzate che consentiranno lo scambio di informazioni ovviamente per viaggiare. Questa strada qui, la Smart, che si chiama Smart Road, abbiamo investito complessivamente circa 27 milioni su un percorso di 80 km e che attraversa 7 centri abitati dotati di 336 postazioni e via discorrendo. La domanda che le faccio un tratto perché sono stati fatti su 10 km che sono speso 10 milioni di euro per mettere e organizzare questa infrastruttura. È ancora prematuro farla, sono soldi spesi in maniera anticipata e poi rimarranno lì un'opera incompiuta come tante qui in Italia, oppure sarà un futuro, perché ho questo dubbio che quell'opera, specialmente quell'opera, non verrà mai usata. È una mia impressione, mi auguro di sbagliare, però lei No, non... secondo me no, perché sulla Smart Road stanno puntando un po' tutti, soprattutto le autostrade. La Sì, Brennero bisogna sta avere anche facendo la grandi macchina però, investimenti. Io le dico una cosa, nelle zone turistiche ci sono i tedeschi, tutti i tedeschi che arrivano con le macchine elettriche, e spesso e volentieri vi è carenza di colonnine elettriche per il rifornimento. Allora, dobbiamo aspettare di avere il problema, parliamo nel futuro, parliamo di droni, parliamo di vertiporti, No, no, parliamo di io mi guida auguro sia autonoma. così. Sicuramente se l'infrastruttura è pronta ed è già adeguata, siamo pronti per accogliere un mercato che sicuramente ci sarà, però guardi, anche le autostrade, al di là che adesso l'IANAS abbia fatto l'intervento, però non si parla solo di guida autonoma, perché si parla di informazioni tempestive all'utente su eventuali code, incidenti, frane, se parliamo soprattutto in montagna al di là della guida autonoma, perché tante volte si parla di guida autonoma, ma questo adeguamento dell'infrastruttura è necessario anche per poter Guardi, gestire certo, eventualmente mentre lei parla, flussi di traffico. maleducatamente non mi stia prendo il No, telefonino prego, perché va. il prossimo tema che parlo lo voglio far leggere perché l'ho letto anche oggi, che è la statale 308, Sì, che è un disastro, no? Giusto? sì. Adesso le prendo un proprio visto oggi, ecco qui, vediamo se riesco a leggerlo. Guardi, non le faccio vedere il nome, però lo può leggere. Se vuole leggerlo, vede cosa è È scritto? tangenziale, Resana, Padova e la vergogna del Veneto. Ne faccio vedere altri due o tre, tanto perché non le dico una bugia, sono di oggi Sì, questi sì, dati beh, qui. ma anche se me li Non legge le- lei non le credo. No, ecco, no, voglio dire, Non è un problema. era per farle vedere che quello che le sto dicendo è realtà, è una strada pericolosissima, ha due corsie, non c'è il guardrail, è piena di buche, è una strada che se uno vuole tentare di uccidersi, prende quella e ha molte probabilità. Possibile che la regione che ne è responsabile non prenda in maniera seria quel problema? Dove se lei parte, andiamo adesso e la facciamo, ci sono colonne di auto articolati, di camion pesanti, c'è un traffico incredibile mattina, pomeriggio e sera.
Per cui Quando lei parla di prenderla in maniera seria, cosa intende? Cioè un no, potenziamento, di una risolvere quel problema, sistemazione? o di allargarlo, o di sì, Allora, le ovviamente faccio a guardare, tutti i livelli. Allora, quella è una strada regionale e le strade regionali, noi abbiamo la società Veneto Strade che gestisce per conto della regione tutte le strade regionali. Di fatto, Veneto Strade, che cosa succede? Ci dice quante risorse ha bisogno per poter intervenire sulla viabilità, sia con manutenzioni ordinarie sia con manutenzioni straordinarie, e la Regione del Veneto ha sempre stanziato tutte le risorse che Veneto Strade ha sempre chiesto. Sul discorso della 308 io nell'ultimo anno e mezzo, perché poi le segnalazioni, ma proprio perché vi dico, le segnalazioni quando arrivano in vicepresidenza, ma o prima arrivavano in assessorato, le leggo, avevo già segnalato purtroppo all'ingegner Veronizzi, che sapete che è venuto a mancare, le grosse lamentele, ed ero andata anche io stessa a percorrerla e avevo verificato che effettivamente c'era la necessità di fare delle manutenzioni, e Veneto Strade ha presentato un piano di intervento e di manutenzione, di messa, di adeguamento della 308. Il problema della 308 è che è una strada tanto trafficata. Anche lì abbiamo un problema di fondo quando è stata costruita, che non è adeguato al traffico che c'è. Allora, Veneto Strade ha già la programmazione per i vari interventi, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla 308. Sulla 308, sempre con Veneto Strade, abbiamo fatto uno studio di fattibilità sulla possibilità di potenziare la 308 con un suo raddoppio fino a Castelfranco, e anche la sua prosecuzione da Castelfranco fino alla Pedemontana. Il progetto di fatto è pronto. Dopo sapete che l'ingegner Vernizzi si era malato, era finito in ospedale, poi purtroppo è venuto a mancare, e adesso con il direttore generale che ha preso il posto ma dell'ingegner Vernizzi mettere un guardrail nei punti più pericolosi, almeno credo sia il minimo su quella ci strada devono lì. essere le larghezze, cioè dopo Ho lì capito, adesso è io non so Veneto le larghezze, Strade, però. adesso non entro nel merito del guardrail, non è il guardrail, però è Veneto No, Strade ma che ha la io lo metto, gestione, tutto scusi, quello che Veneto Strade ha sempre chiesto la alla metto nel merito regione, della la sicurezza regione di lo chi la mette. fa. Cioè qui non è un problema di sicurezza, qui è un problema di sicurezza chi la fa. Quella lì è una strada di una pericolosità davvero Se poi parla incredibile. con chi frequenta la 309 gli dicono la stessa cosa. Se Sì, parla con chi frequenta la 47 le dicono la stessa sì, cosa. Se sì. parla con chi frequenta la Triestina le dicono la Anche la stessa cosa. Valsugana diceva la La stessa cosa. 47 è la stessa Però la cosa, Valsugana la Transpolesana è la la stessa Valsugana cosa. l'hanno doppiata, hanno messo il guardrail, cioè è in parte anche abbastanza, insomma è una Sì. parte da Bassano, se lei Sì, arriva da da Bassano in Bassano, su, sì. arriva, è A abbastanza. parte Carpanè che c'è Sì, ho la capito, però stretta. hanno cercato di sistemarla, ma le altre che lei sta citando